Se entro il 4 giugno non dovessero giungere le risposte attese sui loro stipendi arretrati, i lavoratori del Consorzio di Bonifica Agrigento 3 proclameranno lo sciopero. Lo annunciano le rappresentanze sindacali di CGIL, CISL ed UIL all'indomani dell'annuncio dell'assessore regionale all'agricoltura Salvatore Barbagallo dell'avvenuto sblocco di una mensilità di retribuzione. I dipendenti aspettano tuttora di incassare gli stipendi di febbraio, marzo ed aprile. Anche il mese di maggio è agli sgoccioli, pagare solo un mese, o anche 2 come ci è stato garantito nelle scorse ore, non è sufficiente, dice Franco Colletti, segretario provinciale della FLAI CGIL, che accusa la regione siciliana di avere gestito in maniera fallimentare e lesiva dei diritti dei lavoratori questa vicenda. Nel mirino dei dipendenti è finito anche il denunciato spostamento dei fondi destinati ai loro stipendi per pagare un creditore del consorzio. I lavoratori hanno bisogno di certezze, sono stremati da questa vertenza, aggiunge Colletti. Ricordando che, per poter garantire i servizi irrigui ai produttori agricoli, i dipendenti del consorzio raggiungono le zone di erogazione con le proprie autovetture. Non vengono pagati ma in compenso sono costretti perfino ad anticipare il carburante. Non ce la fanno più a resistere in queste condizioni. Lavoratori reduci da un'assemblea sindacale nel corso della quale hanno deciso che, senza novità anche sulle prospettive future, giovedì 4 giugno il loro stato di agitazione si trasformerà in sciopero.